Grazie, benvenuti a questo importante appuntamento con l'elezione di Miss Jesolo 2016. Tutti quanti voi sapete, anche coloro che sono a casa che ci stiamo seguendo, che vi salutiamo ovviamente da Piazza Primo Maggio a Jesolo. Dicevo, tutti sapete che questa bellissima città andrà ad ospitare la finale nazionale di Miss Italia anche quest'anno, e quindi l'elezione di Miss Jesolo è una serata importantissima. Perché? Perché Miss Jesolo è uno dei titoli speciali che vengono assegnati per Miss Italia. Significa che la ragazza che vincerà questa sera parteciperà direttamente alle prefinali nazionali del concorso, quindi una grandissima opportunità per tutte loro. E io ho il piacere e l'onore in tutte le serate di Miss Italia di portare i saluti da parte di colei che con tanto amore e impegno si dedica a Miss Italia, che è Patrizia Midigliani. E vi vado a leggere un suo testo. Care amiche, cari amici, care ragazze concorrenti, grazie per essere qui con noi. Miss Italia, come diceva mio padre Enzo, è un bellissimo gioco, ma è anche qualcosa in più. È un sogno, un bel sogno che può avverarsi, ed allora viviamolo insieme questo sogno che si rinnova sempre. E viva Miss Italia, e viva la bellezza che cambia, e se vi sentite Miss Italia vi aspetta. E qui chiedo un applauso per Patrizia Midigliani e per tutto il suo staff. Questa sera insieme a noi in tante città d'Italia ci sono tanti appuntamenti come questo, 77 anni di storia di Miss Italia. Ma abbiamo detto siamo a Jesolo, siamo in questa bella città che ci ospita, e io vorrei subito il saluto da parte del sindaco, che è Valerio Zoggia, che introduciamo con un applauso. Buonasera. A lei il microfono. Grazie Michele, buonasera a tutti, vi porto i saluti dell'amministrazione comunale, vi ringrazio per la vostra presenza. Michele, il prossimo anno Miss Jesolo dobbiamo farlo un po' prima, perché quando arrivano le ragazze per fare il concorso comincia il bel tempo e la stagione, quindi siccome quest'anno stiamo soffrendo abbastanza, il prossimo anno lo anticiperemo di qualche settimana, va bene? Che responsabilità ci dà, sì. Saluto le ragazze, un bocca al lupo a tutte quante, e comunque ragazze che mi sentiranno saranno di là, è un gioco, quindi l'importante è partecipare, poi vinca la migliore, ma l'importante è che partecipa, che la prendano come un gioco. Grazie a tutti, buona serata, poi daremo la premiazione alla vincitrice. Grazie. Ci vediamo più tardi, signor Sindaco, grazie. Bene. A questo punto, signori giurati che presenterò più tardi, dovete essere prontissimi, perché cosa accade adesso? Innanzitutto ci sarà la prima uscita dove le ragazze sfileranno con il loro abito, con l'abito con il quale hanno deciso di proporsi a voi del pubblico e alla giuria. Poi le vedremo con il body ufficiale del concorso, e qui sarà il secondo voto importante che sarà dato, e sarà il voto definitivo. Poi le vedremo anche uscite a gruppi di 4, in modo che la giuria avrà tutto il tempo necessario per scegliere la vincitrice di questo titolo importantissimo. Ricordiamo che la vincitrice Miss Jesolo parteciperà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, mentre le altre 5 titolate, quindi dalla seconda alla sesta classificata, parteciperanno direttamente alle finali regionali. Quindi insomma, Jesolo questa sera farà un bel regalo a tutte queste ragazze che concorrono e che sperano alla finale nazionale di avere sul loro capo questa bellissima corona proposta come sempre da Miluna. Bene, direi che siamo pronti, allora io inizierei a presentare le ragazze una a una, anzi adesso si presenteranno loro, perché ci piace anche sentirle parlare. Cominciamo con la concorrente numero 1. Vicino a me concorrente numero 1 e presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Rossana Grementieri, ho 20 anni e nella vita studio giurisprudenza per diventare criminologa o magistrato. Molto bene, concorrente numero 1.
bene, concorrente numero 3. Quindi andiamo con la concorrente numero 4. Eccoci qui, a te il microfono per presentare. Buonasera a tutti, mi chiamo Beatrice Ligheri, ho 22 anni e sono operaia in calzaturificio. Camponogara, Venezia. Molto bene, vai, numero 4. Abbiamo anche la concorrente numero 5, ma certo che ce l'abbiamo prontissima. Eccola. Numero 5. Buonasera a tutti, sono Chiara, vengo da Venezia, ho 18 anni e studio al liceo scientifico. Molto bene. Cito molte volte il numero delle ragazze, lo dico a chi è qui in piazza e lo dico anche agli amici che ci seguono a casa, perché è l'unico modo che ha la giuria per identificarle, e quindi è molto importante il numero di gara che ha. Quindi andiamo con la numero 6. Facciamo la scala insieme, vai, presentati. Buonasera a tutti, sono Marta Calore, ho 21 anni e sono di Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Nella vita studio al DAMS, ho quasi finito, sto scrivendo la tesi. Molto bene, prego. Concorrente numero 7. Buonasera a te, vai. Buonasera, io sono Camilla Marcante, sono emozionata, ho 21 anni quasi, sono neodiplomata. Molto bene, prego. Concorrente numero 7. Che è il bello di Miss Italia, la spontaneità di queste nostre concorrenti. Numero 7. E abbiamo anche la concorrente numero 8. E dove sei? Enlea. Molto bene. Ricordo che saranno 16 le concorrenti, solo 16.
Di dove sei? Di Venezia. Molto bene, prego. Molto bene. Quindi lasciamo spazio alla concorrente numero 11. Vai! Buonasera, sono Beatrice Carlotta Marcolini, ho 22 anni e il mio sogno è fare la criminalista. Hai capito? Prego. Numero 11. A questo punto andiamo con la concorrente numero 12. Un attimo mi sento un principe azzurro, un principone azzurro, se dico la verità, a fare questa scala insieme a voi. Concorrente numero 12, vai, presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Urania Coccio, ho 24 anni e vengo da Sant'Anna in provincia di Venezia. Nella vita faccio l'insegnante di danza e studio psicologia per diventare criminologa. Benissimo, prego. Quindi questa si prospetta un futuro difficile, eh? Più di qualche ragazza che studia psicologia per diventare criminologa. O sono i plastici che vediamo in alcune trasmissioni televisive o... Concorrente numero 12. Quindi la concorrente numero 13. Lasciamo la concorrente numero 13. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisa Brizzi, ho 21 anni. Vengo da Verona e sono organizzatrice di eventi e designer di allestimenti. Molto bene. Corrente numero 13. E quindi la numero 14. Eccoci qua. Buonasera a tutti, sono Barbara Piron, ho 25 anni, vengo da Vicenza e vorrei diventare una fotografa di moda. Molto bene, numero 14. Dopo la numero 14 c'è la numero 15. Studi in ragioneria, scusate. Yes. Andiamo. Buonasera a tutti, sono Elisa, nella vita sono una studentessa al liceo del benessere e vengo da Padova. Ne hai? 19. Prego.
suo percorso questa passerella così impegnativa. Possiamo abbassare la musica perché adesso la musica deve essere l'applauso del pubblico, perché sono state ragazze veramente molto brave, hanno affrontato bene la passerella. È chiaro che qui c'è in ballo un titolo importantissimo che è Miss Jesolo, quindi il titolo che apre le porte direttamente alla prefinale nazionale di Miss Italia, quindi si è vicinissimi a quello che è il sogno di tutte le ragazze che stanno partecipando a Miss Italia. Sono già migliaia le concorrenti che sono iscritte in tutta Italia e qui abbiamo una folta rappresentativa di belle ragazze e lo scopriremo al termine di questo nostro incontro chi vincerà questo titolo così importante. Io però vorrei andare a ringraziare alcuni amici, partner di questo concorso. Sono Rocchetti, l'acqua della bellezza, Miluna, come abbiamo detto prima, che offre questa bellissima corona alla ragazza che vince il titolo alla finale nazionale. Poi abbiamo Equilibra, Lotto, marchio importantissimo, brand italiano per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo. Poi abbiamo un nuovo amico che si è aggiunto quest'anno ai partner di Miss Italia, che è Albitour, azienda che tutti quanti voi conoscete quando decidete la vostra, dovete scegliere un'agenzia per decidere la vostra destinazione per le vostre vacanze. Poi abbiamo la Blanks, il dentifricio, Dermal Institute, nuovo partner quest'anno insieme a Tricologica. Poi abbiamo Interflora, che tutti quanti conosciamo per la possibilità di mandare un omaggio floreale ovunque voi siate in qualsiasi parte del mondo. Poi abbiamo Josef Ribkov, Keira e Romeur. Anche qui vi chiedo un applauso per tutti i nostri amici sponsor. Bene. Detto questo, io poi avrò il piacere di andare a presentare la giuria, ma avremo dei momenti di spettacolo.